Da quanto tempo vivi in strada? 5 anni quasi, ormai 5 anni, sì. Dal dicembre del 2019. E quali sono le condizioni che ti hanno portato a vivere in strada? Mm. È stato un momento di depressione che ho avuto io nella mia vita, anche questo. Però ci sono rimasto perché non ho nessuno dietro. E quindi sono di chi pensavo che sarebbe durata una settimana, 10 giorni, di quelli che pensavo che erano amici, mi hanno voltato tutte le spalle e sono diventati 5 anni. Io che vivo per strada, o che mi siedo in veterinea, o che sono là sotto i portici dove che dormo. Le persone passano, ti guardano, non è che dicono diamogli un aiuto, chi aveva bisogno di travagliare, aveva bisogno di venire a lavarsi, non aveva bisogno delle 5 euro, delle 2 euro, delle 10 euro. E fermarsi là a parlare, viene solo disprezzato. E a tua volta ti disprezzi. Perché se tu vedi solo disprezzo, a tua volta ti guardi allo specchio e ti disprezzi tu stesso. Capito? E quello diventa un carcere mentale. Il tuo cervello si chiude in gabbia, è finito. Per esempio io, questa cosa delle case che ci hanno sequestrate, che le chiese hanno, che le mettono a disposizione un po' per tutti, perché se anche uno vorrebbe inserirsi, anche se uno vorrebbe lavorare, così finisce. Ma così proprio finisce, se tu mi butti sotto una panchina e non mi dai nessun sostegno, poi dove passo passo vedo catenaccio, vedo sequestri e io non ci posso stare, e dormire sotto una panchina è finito. Tu Stato, tu Comune mi stai buttando ancora più a terra, non mi stai reinserendo in nessuna maniera possibile e immaginabile, completamente.